Carissimi telespettatori, qui che vi parla è lo sindaco sceriffo numero 1, il quale oggi ha aperto il cuore alla sua Maria. Con queste parole, con la solita energia, Giancarlo Gentilini salutava i trevigiani attraverso le nostre telecamere in uno dei giorni per lui più belli, quello in cui nel municipio di Viano, provincia di Reggio Emilia, sposò a 88 anni Maria Assunta Pace. Era il 26 maggio del 2018. Lei, signor Giancarlo Gentilini, intende prendere per moglie la qui presente Maria Assunta Pace? Sì. Lei, signora Maria Assunta Pace, intende prendere per marito il qui presente Giancarlo Gentilini? Sì. In seguito alle vostre risposte affermative, io, Giorgio Vedeschi, sindaco, ufficiale dello Stato civile del Comune di Viano, vi dichiaro in nome della legge uniti in matrimonio. Cambiatevi le fedi. Come da consuetudine era arrivato per primo lo sposo, la notizia del matrimonio a quasi 90 anni aveva fatto il giro d'Italia, ma lo sceriffo spruzzava energia e felicità. Un sindaco con idee e principi rigidi, spesso sopra le righe, ma per sua stessa ammissione un cuore tenero, anche perché, come lui stesso aveva detto quel giorno, l'amore non ha età, ragazzi miei. Maria elegante nel vestito rosa, dolce e riservata, discreta al fianco del vulcanico compagno. Con queste parole ci aveva raccontato il suo stato d'animo. Felice perché sta andando tutto bene, ho ricevuto anche i complimenti da tutti e per cui è una giornata molto bella e felice. Cosa vuoi? Io ho i figli, ho gli amici, ho l'amore, cosa voglio di più? La cerimonia lontana da Treviso e dal Veneto, forse per non far torto a nessuno, o forse per un atto di sincera amicizia nei confronti dell'amico e collega sindaco Giorgio Bedeschi, scomparso poi all'età di 74 anni nel 2023. A fare da testimoni alla felicità di Giancarlo e Maria i figli Antonio per lui e Mauro per lei, intorno parenti e amici. Bacio. Nella vita ci sono momenti in cui l'emozione scoppia da sola, hai capito? È una cosa naturale e quindi io sono un sindaco con una scorza dura, ma sotto sono un romantico, uno che ama le donne e specialmente oggi amo Maria.